La Sicilia resta in arancione fino al 16 maggio. Ieri i tecnici dell'Istituto Superiore di Sanità hanno analizzato i primi dati, ma per il verdetto ufficiale si attende il monitoraggio settimanale della cabina di regia che si riunisce ogni venerdì. Ma da una prima analisi l'indice di conteggio RT per la settimana considerata 26 aprile-2 maggio sarebbe sceso sotto la soglia critica di 1. Ma per la normativa vigente è necessario che il valore si consolidi per 2 settimane consecutive, poi si potrà tornare in zona gialla. È un'ordinanza del Presidente della Regione Nello Musumeci, adottata su richiesta dei sindaci e sulla scorta delle relazioni delle ASP, istituisce 11 proroghe e 3 nuove zone rosse in Sicilia. Il provvedimento sarà valido fino a mercoledì 12 maggio. Le misure restrittive riguardano i comuni di Baucina, Belmonte Mezzagno, Giardinello, Mezzoiuso, Termini Merese, Cefalù, Bolognetta, Santa Cristina e San Cipirello nel Palermitano, Gela in provincia di Caltanissetta, Mineo nel Catanese, Cerami in provincia di Enna, Fiume di Nisi nel Messinese, Lampedusa e Linosa in provincia di Agrigento. E dal via da oggi in Sicilia, dalle 20 in poi, con le prenotazioni per le persone tra 50 e 59 anni che potranno ottenere un appuntamento tramite la piattaforma di Poste Italiane. Dopo l'annuncio di martedì del governatore Nello Musumeci che ha aperto al nuovo target forzando le disposizioni nazionali per accelerare la campagna vaccinale, Poste ha completato il caricamento dei codici fiscali degli aventi diritto. La priorità sarà data ai circa 100.000 cinquantenni che con patologia non sono già rientrati però nella categoria degli estremamente vulnerabili. Potranno vaccinarsi con Pfizer o Moderna, sia prenotandosi che aderendo agli Open Day senza prenotazioni negli hub. Per tutti gli altri over 50 senza patologie la prenotazione partirà questa sera. È sufficiente tenere alla mano codice fiscale, tessera sanitaria, un numero di cellulare utile e indispensabile alla conferma dell'appuntamento. E sempre da domani, 7 maggio, inoltre prende il via la campagna di immunizzazione degli abitanti maggiorenni nelle isole minori e dei lavoratori stagionali non residenti. Si parte con Salina, Lampedusa e Linosa. Da lunedì 10 si proseguirà negli altri comuni. La Sicilia paga lo scotto di aver avuto 5 morti di persone che avevano ricevuto il vaccino AstraZeneca. Questo ha creato in maniera ingiustificata ma comprensibile, ha determinato una condizione di panico. L'esercito o il partito dei riottosi, dei diffidenti naturalmente è cresciuto e chi ha superato una certa età e non riesce con facilità a fare la distinzione fra il vaccino che dovrebbe ricevere, che non è AstraZeneca, parlo degli ultra ottantenni, e le altre fasce anagrafiche, non va per il sottile. Io vaccino, non me ne faccio. È inutile insistere, dice al figlio o alla figlia, io lì non ci vado. Questa è una realtà che viviamo ogni giorno. Noi per un mese abbiamo lanciato appello agli ultra ottantenni. Nessuno può immaginare quanto stia a cuore a noi la salute e la prevenzione della fascia dei nonnini. Glielo dico io che sono già nonno e che non ho visto i miei genitori invecchiare purtroppo, perché morti assai giovani. Quindi il tema non è voi pensate a chi non è ottantenne e abbandonate gli ottantenni. Mi sembra davvero una lettura anche pericolosa. Vogliamo soltanto dire che se dopo un mese di appelli accorati, dopo aver aperto 65 punti vaccinali, dopo aver lanciato l'appello ai medici di medicina generale, le prenotazioni rimangono ancora bassissime a livello di qualche centinaio, pur avendo tolto anche l'obbligo della prenotazione, le cifre non aumentano per quella fascia di età. È chiaro che io da Presidente della Regione ho il dovere di chiedermi e quindi di agire, ma perché nel frattempo devo esporre al pericolo di morte o di contagio quelli che sono al di sotto degli ottantenni? Non posso aspettare altri 2 o 3 mesi che chi non vuol convincersi non si convincerà e quindi non andrà a vaccinarsi e nel frattempo il settantenne, il sessantenne, il cinquantenne mi chiede ma perché non ci fai vaccinare?